Allora, bravo, basta la roba, in mezzo a le palle. Aspetta, conta che qui è Gina Mono che non la so. Qui è la fattoria, mono di questa no, allora lei. Lei è un americano che viene in visita in Italia, no? E là a guardare, lui la fattoria e roba, e là a guardare le fattorie, e allora va nella fattoria qua, nostra. E allora si presenta, sai, il contadino nostro porta in giro per il seragno, sai, tutto il coro. E allora l'americano è squinti a girare, no? E fa... Cos'è che roba è? Là lei dà il maiale, il portello, lei dà il portello, io guardare, che fa l'americano, no, devi portelli, roba, una tonnellata, lì, si fa una montagna di salami, roba, no, devi un massimo un quintale, va bene, sì, va avanti, lì, e fa, l'americano fa, che animale io devo e lì avanti, la mucca l'italiano. Ma dove sta mucca qua? Quanti litri le date fai? 30 litri, 30 le vacche americane, 30 le fa un coglio, 30 le date lì, e ormai è scritta su starto, sai? Va avanti, fa che animale io sto qua? Sta qua è appita, la gallina in italiano. Ah, la gallina. È piccola. Ma ti ho impara! Da Benedetto che fa una lì. E dai davanti, adesso tu non giri in America, fa chiesa qui non si non mai dei coglioni. In quel che devo camminare, no? Le devo arrivare avanti il bus, sai il bus? Che è libero, no? È libero che gira nel seragno, lei del cortile, io il bus. E Dio venga avanti, non devo andare incontro. In parte vede che dà il barrito là, ciappa il barrito, e l'americano fa, ma italiano cosa fai? Ti arriva il bus sotto e ha una pacca, ti ha i muscoli staccati, tre parole. Vedi, ma italiano cosa fai? Vedi, come vedi con che gira per Che tieni i coglioni? Come vedi con che gira per il cortile e io le Qui ricci.